ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo bentrovati a Brescia in tavola. Oggi la nostra Federica ci racconta i gnocchi di carote alla bresciana. Attenti. Buonissimi. Allora, abbiamo con la nostra ricetta. Acqua salata, fombor, le nostre patate e le nostre carote. Certo. Siete tagliate, ok? Ci siamo? Ok. E andiamo a pignato quando fa la besciamella. La besciamella. Sì, vuoi mettere un po' di butter con la farina. E lì il forno rosola appena, ma sì. mio fai dentro scurne? No. Attenzione, Poi il latte caldo. Devo mettere un bel liter di là caldo, bravo, e là messo con la frusta, e sì, sa fa mio, il grumoli, bravo, che capito cosa è la frusta. Sale e noce moscato, fombor per una ventina di minuti circa, sempre a mesciare, però se no la s'attacca con un chigià di legno, che fa, insomma. Certo. Quando le patate e le carote è pronte, le sculom e le passom, e se le resto belle schissate, le lasciamo raffreddare sul piano del tavolo e quando mettere la restante farina, l'uovo, un punino di sale e la noce moscata. Ma magari anche un po' di ragù, cosa dici? Ci aggiungiamo anche il ragù. Certo, mettiamo a rugno, mettiamo il rugno. Dimmi che ti sei mio cosa è il rugno. No. Ma che bontà! Ma che bontà! Il rognone dovrebbe essere il rene di qualche animale, il rene in genere. Io chissà che cosa mi immaginavo, Callela in Rugnuno, è il rene. L'ho indovinata, Oh, io mi fido di No, lei. sono quasi bravo allora. È bravissimo. Il rognone? A me? A me dice il rognone? No, dico, che cos'è il rognone? Il rognone? Mi sembra che sia una parte di qualche animale che ogni tanto si mangia. Non voglio scoprire i doppi sensi perché non essendo bresciano non... Ah, non lo so. Sinceramente non lo so. Alcuni suggerimenti ci portano a dettagli anatomici. Il polmone forse, no? Il polmone. I coglioni. Ce ne sono tanti di quelli. Non lo so, sinceramente. Che beslelte, che hai sconfondito il rugno con te. Dai, va avanti. Comunque spavento, niente, sito. Impaston velocemente, tutto. Con un po' di farina, so una maccola farina per amalgamare e ricavon dei gnocchi, come che le patate normali. Certo. Io metto un man della nostra bella acqua bruita e salata. Man mano che i ve a galo, scusi, sbagliavo a parlare. E sculom con questo attrezzo fantastico che metto un man della bella terrina. Poi aggiungiamo il burro. Gonde mettere gonde mettere il botter, un po' di burro crudo e formai di grano. E dopo metto insieme 3/4 della besciamella che ho preparato prima e giri piano piano per mio spaccare. Metto un tè nella teglia del forno. Cospargiamo con la besciamella che mi è restata, spolverizziamo con un po' di grano e 50 grammi circa di burro a fiocchetti. Metto in forno preriscaldata a 180 gradi finché si forma una cristalina ben dorata e i nostri gnocchi sono pronti. Che bontà questi gnocchi alle patate. Grazie, alla prossima, ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.